Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Sui corpi dei due coniugi, Salvatore Cometa e Teresa Monastero, rinvenuti carbonizzati a Cinisi, è stata disposta l'autopsia. I due, rispettivamente di 78 e 76 anni, sono morti per cause ancora da accertare. Si trovavano nella loro abitazione sita a Fondo Orsa, nelle vicinanze dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, quando il capoluogo siciliano è stato investito dagli incendi. E ci spostiamo nel Siracusano, dove c'è un'altra vittima delle alte temperature dei giorni scorsi. È stato ritrovato privo di vita all'interno della sua abitazione di Carlentini il 79enne Salvatore Fucci. L'uomo viveva in casa da solo, i conoscenti non avevano sue notizie da 3 giorni. Sarebbe stato raggiunto da un colpo di calore. 7 arresti a Trapani a seguito dell'operazione Spurgo Low Cost. Nel mirino un gruppo criminale che smaltiva i rifiuti delle fosse Imhoff in mare. Di conseguenza il comune era costretto a incaricare la stessa società per riparare i danni, subendo così delle truffe. Indagato anche il titolare di uno studio di biologia che stilava falsi referti. È stata aperta un'inchiesta sull'incidente dell'elicottero della Forestale, di cui ieri si erano perse le tracce nelle zone della riserva di Pantalica, nel Siracusano. Disposto anche l'invio di un investigatore. Il pilota, unico occupante del velivolo, è rimasto ferito. Il ministro Santanchè ha avanzato una proposta a favore dei turisti che hanno affrontato difficoltà durante il loro soggiorno in Sicilia. Verranno destinati 10 milioni di euro per rimborsare i costi dei biglietti aerei e delle prenotazioni a coloro che si sono trovati senza copertura adeguata durante il periodo problematico legato agli scali siciliani. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti questa sera alle 19:30. Arrivederci e a più tardi.